La distribuzione non è stata fatta secondo un principio di equità, anzi, i nostri legislatori hanno già deciso di default che il 40% del totale dei fondi deve essere assegnato al Sud Italia, e questo per un principio di sussidiarietà. Io su questo sono perfettamente d'accordo. Ora, il restante 60% dei fondi, secondo me e secondo un buon senso, credo sia da destinare a tutta l'Italia, no? Il 40% lo diamo già al Sud Italia, sul 60% che resta, allora facciamo una graduatoria in base a dei punteggi a seconda della bontà dei progetti. I comuni che potranno beneficiare dei restanti 60% dei fondi saranno comuni che hanno, secondo l'indice Istat, un'incidenza importante di famiglie numerose, un'incidenza importante di bassa istruzione. Secondo voi dove si trovano questi comuni in Italia? Allora, i comuni concentrati con queste fragilità sono purtroppo concentrati nelle regioni del Sud Italia. Qui non è una questione di nord contro il sud, io continuo a ripetere, e lo ripeterò fino alla morte, che per me l'Italia è unita, ma permettetemi, io vorrei avere come comune le stesse opportunità che hanno i comuni del Sud Italia. È una preghiera accorata, non sono arrabbiata, sono sfiduciata.